dal Pala Regnani di Scandiano per la 11ª giornata del campionato nazionale Serie A1. Rolle Rocco Scandiano contro Lanaro Breganze. Formazione in pista: Lanaro Breganze con il numero 26 Andrea Bigarella, con il numero 2 Pietro Battaglini, con il numero 4 Guido Sgarria, con il numero 5 Pietro Agostini, con il numero 7 Paul Gallifa, con il numero 8 Eric Bergamaschi, con il numero 29 Silvio Costenaro, con il numero 53 Stefano Dal Santo, con il numero 73 Andrea Dalla Valle e con il numero 23 Marco Zanzi. Allenatore Sergi Kunse. Rolle Rocco Scandiano con il 99 Luca Hernandez, con il 37 Alex Raffaelli, con l'87 David Ballestero, con il numero 8 Federico Casali, con il numero 7 Alessandro Uva, con il 91 Joseph Hernandez, con il 77 Filippo Fontanesi, con il numero 9 Alessandro Franchi, con il numero 5 Niccolò Busani e col numero 1 Matteo Vecchi. Allenatore Massimo Barbieri. Arbitrano l'incontro i signori Luca Mogli e Marco Rondina. Amici sportivi, benvenuti al Pala Regnani di Scandiano per la 11ª giornata del campionato nazionale Serie A1. Sandro Rainieri alla voce, in regia Greta Ganassi e alla camera Alessandra Tirelli. Siamo qui a commentare questa 11ª giornata che vede di fronte Rolle Rocco Scandiano contro il Lanaro Breganze, tra la sfida tra le Cenerentole, poiché se Scandiano ha un punto, Breganze ne ha 0, vengono da due partite simili contro due avversari molto forti. Scandiano non ce l'ha fatta Lodi ed ha perso per 8-1, mentre è andata forse ancora peggio Breganze, che ha perso in casa 13-1 contro il Forte dei Marmi. D'altronde Forte dei Marmi e Lodi sono le due squadre tra le altre accreditate per vincere questo scudetto. Un'annata molto strana, siamo purtroppo ancora a porte chiuse, chissà per quanto ci rimarremo. Tanto prendiamoci la fortuna di commentare queste partite. Ripetiamo, come abbiamo detto l'altra volta, non ci sentiamo dei privilegiati, perché comunque è molto triste una situazione del genere. Comunque il campionato va avanti, questa è la 11ª giornata, un po' fittizia diciamo, perché in realtà molte squadre ne hanno disputate meno. Ricordiamo che mercoledì prossimo si disputerà la 6ª giornata, mentre intanto parte l'incontro tra Scandiano e Breganze. Abbiamo detto uno scontro che già può dire molto in ottica salvezza, nonostante siamo ancora all'inizio, ma sono le uniche due formazioni a non aver ancora vinto, Scandiano e Breganze. Breganze che attaccherà da destra a sinistra dei vostri teleschermi in maglia rosso-nera, una sorta di Milan del calcio. Scandiano in un'usuale maglia bianca da sinistra verso destra. Diamo un'occhiata un attimo ai quintetti. Scandiano stiera in porta Luca Hernandez, che pare essersi completamente ristabilito dall'incidente nel riscaldamento alla mandibola nel corso a Lodi. Gli esterni sono David Ballestero, capitano Alessandro Franchi, Joseph Fernandez, ora in possesso di palla, pallina dentro, Raffaelli, Nolu al volo, ma trova pronto Bigarella. Dall'altra parte abbiamo detto Bigarella in porta, Paul Gallifa, Andrea Dalla Valle, Stefano Del Santo e Pietro Agostini, gli esterni. Vediamo quanto i due allenatori, Sergi Punset, intanto la prima parata di Luca Hernandez, Sergi Punset e Massimo Barbieri, come avranno preparato questa partita, che è già una sorta di spareggio. Cioè, inutile che diciamo che Scandiano e Breganze hanno l'obiettivo di salvarsi in questa stagione, c'è una vera e propria rifondazione. Breganze intanto Franchi entra in area, cerca il primo palo, di sorprendere Bigarella, che è molto attento, ancora Franchi, cerca di rientrare in area, poi esce per Pepe Hernandez. Scandiano peggior attacco, 7 reti sole realizzate, fallo di Paul Gallifa, fischia Molli che arbitra insieme a Rondina. 7 reti per Scandiano in 5 partite, 10 per Breganze in 6. Breganze ha una partita in più, è ancora
importante lo scostamento delle gare disputate tra le varie formazioni di tutto il campionato di Serie 1. Cerca una combinata Alessandro Franchi con David Ballestero, non riesce, dall'altra parte Agostini, Raffaelli cerca di chiuderlo, lo disturba, poi vanno a prendere palla in maniera efficace i giocatori scandianesi in maglia bianca. Stasera Franchi ha davanti a sé il giocatore più esperto, che è anche il capitano Stefano Dal Santo, un giocatore che ha realizzato più reti, 4 reti nella squadra rossonera. 35 gol subiti da Breganze in 6 partite, 23 quelli da Scandiani in 5. L'8-1 di Roddi è stata una bella scopola, anche se diciamo che a tratti la squadra ha giocato bene, ha tenuto anche testa in alcune occasioni ai giocatori lodigiani, ma come è successo anche col Valdagno, quando qualche amnesia, qualche errore più che altro, non tanto di squadra quanto dei singoli, ha portato questa squadra a subire dei gol ravvicinati l'uno dagli altri, un 1-2-3 dove difficilmente si riusciva poi. Tanto bella conclusione di Ballestero, in alza e schiaccia, ha rimbalzato davanti a Bigarelli ma non le si è lasciato sorprendere. Dall'altra parte poi Gallifa cerca il tiro, disturbato da Raffaelli, poi inciampa un po' e infatti perde pallina, è scivolato. Diciamo che Scandiano ha subito dei break da dove poi non si è più saputo rialzarsi e riprenderla la partita contro Valdagno ma anche contro il Lodi. Abbiamo stasera una partita alla portata, ma alla portata per entrambi, va detto, quindi un vero scontro salvezza. Ora Franchi pare avere lo stesso problema di Gallifa, infatti è così. Salutiamo anche gli amici di Breganza che ci ascoltano in questa diretta su First TV. Vediamo le altre partite, ci sono i 2 big match questa 11ª giornata, Lodi Valdagno, Forte Bassano, poi Monza Sandrigo, anche questa partita in ottica. Attenzione, ora perde palla Raffaelli, solo davanti a porta Agostini, tira fuori, colossale occasione, poi Franchi gli frana addosso. Qui Agostini si è trovato un cioccolatino davanti, un regalo inaspettato, poi non l'ha saputo sfruttare, tirato fuori. Siamo delle altre partite, Monza Sandrigo, un'altra sfida importantissima in ottica salvezza. Montebello Sarzana potrebbe decretare, confermare le ambizioni di questo Sarzana primo in classifica, seppure con il maggior numero di partite giocate, 7 vale a dire. Grosseto Trissino in piena crisi, una squadra costruita per puntare al vertice ma ancora relegata a 9 punti, quindi pieno centro classifica. Ballestero dietro la porta, intanto cerca Raffaelli, gli chiude lo spazio Stefano Dal Santo, all'indietro per Franchi, subito veloce per Pepe Hernandez, cerca un tiro Pepe Hernandez, non troppo convinto per la verità, prende in pieno, infatti non gli dà la Valle che ha qualche problema, chiede scusa Pepe Hernandez, non era assolutamente un fallo, era una pallinata su tiro. Vediamo la classifica, intanto Sarzana 18 punti, in testa alla classifica ma con 7 gare, perché Lodi ha 15 ma ne ha 6. Valdagno e Bassano sono a 13, Forte 12, Montebello e Correggio 10, Trissino 9, Follonica 7, Grosseto 6, Monza e Sandrigo 3, Scandiano 1 e Breganze 0, come abbiamo detto. È costretto a uscire dalla Valle, entrando intanto Sgaria, il numero 4, si affiderà alle cure dei medici. Il tiro era ravvicinato di Pepe Hernandez. Crediamo che sia stato colpito su un piede, in un pattino dove magari non c'era la protezione. Raffaelli per Hernandez, ancora una fase di studio tra le due squadre. Vediamo che magari ci sia anche un po' di timore nell'affrontare di questa partita dove si è obbligati a fare punti. Stanno per scadere in tanti secondi, così scadono, quindi ritorno in possesso della pallina, erano scaduti 45, erano scaduti, quindi Breganze può tornare a organizzare un attacco. Dicevamo che non è tanto il 13-1 per Breganze il problema, non è che ci si aspettava in sponda veneta. Intanto bella palla recuperata da Pepe Hernandez, fa partire il contropiede Ballestero, attenzione, non trova lo spiraglio per servire un compagno, poi mantiene la palla. Dicevamo appunto che Breganze non era costretto a fare punti col Forte dei Marmi, era quasi impensabile, ma
partita diciamo sanguinosa, la sconfitta è stata a Monza dove ha perso per 3-2, qui gli scontri diretti vanno vinti, comunque pareggiati, attenzione oltre, Raffaelli segna, vediamo chi viene segnato il gol. Alex Raffaelli, traversa gol, si è trovato in area, è riuscito a trovare impreparato in questa occasione Bigarella, si è trovato abbastanza fortunosamente davanti a porta. Alex Raffaelli è stato freddo, è riuscito, non ha toccato la retina la palla ma è andata dentro dopo la traversa, ha dricchettato subito il gol. 1-0 per Scandiano, ancora Raffaelli, attenzione sull'area dell'entusiasmo, tira di taglio, ci arriva Bigarella, grossa occasione, qui poi perde palla Agostini, Pepe Hernandez, Molli dice di rialzarsi, Raffaelli, palla questa intercettata da Sgaria, quindi siamo contenti per Alex, intanto fallo di Raffaelli, secondo di squadra per Scandiano, 1 a Breganze, ma Scandiano in vantaggio per un rete 3-0. Gol a opera di Alex Raffaelli, il primo quest'anno di questa stagione. Dal Santo cerca subito, attenzione Ballestero, qua un po' una difesa forte di Ballestero che lo porta al terzo fallo di squadra per Scandiano. Siamo contenti per Alex, viene da un periodo di qualche difficoltà fisica, non gli ha fatto svolgere una preparazione serena, comunque insieme a tutta la squadra pare del tutto recuperato, l'ho visto anche molto galvanizzato dal gol, poi una grossa occasione ha avuto, ma è stato bravo Bigarella a respingerlo dal Santo, da ultimo uomo, attenzione, viene chiuso il giocatore scandianese, poi Paul Gallifa cerca di superare Pepe Hernandez che per la seconda volta mantiene il possesso palla, ora finisce il tempo, anzi no, Luca Hernandez aveva toccato col guantone, quindi hanno ancora 40 secondi a disposizione, tiro velleitario, questo di Agostini, riparte Raffaelli in contropiede, Pepe Hernandez, Breganze si è già chiuso intanto, scambia con Franchi, ora Capitan Franchi dice di alzare il ritmo, sente il momento giusto, Ballestero, tiro di Ballestero dalla distanza, risponde pronto Bigarella col guantone, ancora Ballestero in possesso di palla, Raffaelli, Franchi, difesa a uomo, quello del Breganze, vanno anche a cacciare un po' la palla ogni tanto, poi Raffaelli cerca la conclusione finisce fuori, riparte Paul Gallifa, qualche difficoltà, abbastanza efficace il pressing scandianese, attuato appunto dai ragazzi di Massimo Barbieri, che avrà sicuramente catechizzato i suoi. Attenzione, Agostini centra di entrare in area, ci riesce ma viene stoppato da Raffaelli, un 2 contro 2, cerca spazio Raffaelli, mette la palla in mezzo, non sappiamo se voleva tirare o passarla a Pepe Hernandez. Dall'altra parte Agostini si trova lo spazio per il tiro, poi non lo effettua, ancora contropiede scandianese, Raffaelli si invola Franchi dall'altra parte ma era libero Ballestero, anzi Pepe Hernandez che arrivava a rimorchio, chiama i suoi Stefano Dal Santo a maggiore attenzione poiché ha concesso un paio di contropiedi molto pericolosi qui Breganze. Sgaria all'angolo per Paul Gallifa, scambia ancora con Sgaria, dietro la porta Paul Gallifa cerca un alzo e schiaccia, glielo impedisce sul nascere proprio Luca Hernandez, poi ancora efficace il raddoppio, attenzione ora per un pallo, stava per favorire Paul Gallifa davanti a Luca Hernandez. Alessandro Franchi predica ora un attimo di calma. Ballestero 1-0 per Scandiano quando mancano 16:40 al termine del primo tempo. Pepe Hernandez riesce a liberarsi del suo avversario, poi arriva forse troppo sotto Bigarella per concludere, in effetti gli stoppa la conclusione sul primo palo. Poi dall'altra parte Stefano Dal Santo e con Ballestero, non deve commettere fallo Ballestero per non caricare i suoi di troppe infrazioni. Numero 4 Sgaria dal lato sinistro cerca Dalla Valle che intanto è rientrato, un 3 contro 2, attenzione Pepe Hernandez, Ballestero, Pepe Hernandez non ci arriva, era una bella questa opportunità fornita da David Ballestero, tiro dalla distanza di Franchi, Bigarella era coperto, riesce a respingere, molto bravo qua estremo difensore rossonero. Poi è l'iniziativa personale di David Ballestero che ha lasciato sul posto il diretto avversario, non è riuscito a concludere. Raffaelli, ancora Franchi, poi Franchi si fa
viene chiuso dalla difesa breganzese, poi Raffaelli vede lo spazio, ci arriva col bastone dal Santo ed ora il primo time out a 15:42 del termine. Partiti con buoni ritmi in questi primi minuti, dopo una prima fase di studio, dopo Scandiano è passato in vantaggio e da subito ha cercato di incrementare questo vantaggio, lo vede per adesso in avanti per 1-0, rete realizzata da Alex Raffaelli, la prima scandianese di quest'anno. Perché ci sono stati un paio di contropiedi da una parte e dall'altra, Scandiano ha avuto occasioni un pochino più insidiose. Dobbiamo fare una menzione stasera per Alessandro Uva, la sua prima nel referto, diciamo, di una partita di Serie 1. Facciamo i complimenti, gli auguriamo una grande carriera, buon sangue non mente, papà Daniele e mamma Caterina. Sicuramente avrà un grande avvenire davanti, glielo auguriamo. 14enne stasera al suo debutto al Palaregnani, a referto almeno. Si parlano Molli e Rondina, ora anche gli arbitri della scorsa partita, le due partite precedenti, due partite che hanno rice trasmittente, riescono a comunicare anche a distanza. Tanto Sergi Punset sta dicendo ai suoi, in particolare a Paul Gallifa, di tirare, di saper prendere il gioco. 15:42 il termine di questo primo tempo, 1-0 per Scandiano, rete realizzata da Alex Raffaelli. Riprende in questo momento il gioco Franchi all'indietro per Ballestero, cerca i blocchi, giocatore scandianese, poi Ballestero va in proprio, va dietro porta, viene controllato, scarica su Pepe Hernandez, ancora Ballestero, palla all'indietro per Raffaelli che ha un po' di spazio, cerca di sfruttare il blocco di Ballestero, tiro di Raffaelli, la prende di casco, questa è per un buon tiro di Alex Raffaelli. Sicuramente Massimo Barbieri cercherà di sfruttare l'arma del tiro da fuori, soprattutto di Raffaelli, dello stesso Raffaelli e di Ballestero. Sono due grossi tiratori, casa scandianese. Poi dalla valle ancora una volta Luca Hernandez impedisce sul nascere un tentativo di alza e schiaccia da dietro porta, sempre dalla valle che pare essersi ristabilito. Poi un con 3 non controllato da Paul Gallifa, un 4 contro 3, attenzione Raffaelli per Franchi, ha un angolo di tiro molto limitato, ancora Raffaelli tiene la palla, ora Scandiano, Pepe Hernandez, Franchi, Raffaelli cerca di prendere un po' di spazio, scarica su Franchi, l'area è vuota, cerca di entrarvici in questo momento Franchi con un alza e schiaccia, non vi riesce. Dal Santo a sua volta va dietro porta, scarica per Dalla Valle, ancora una volta l'ennesima incontra sprecato, poi Raffaelli, attenzione Raffaelli ci mette forse un po' troppo a tirare, qui poi Molli lascia proseguire un pattino, ma non era il giocatore senza la stecca in questo caso. Poi cerca un'altra schiaccia Gallifa, ancora contropiede scandianese, Raffaelli tiene palla, Raffaelli, attenzione Ballestero la perde, un 2 contro 1 questo, Gallifa, brutta palla questa di Gallifa per Sgarria, gli ha dato troppo dietro, anche Sgarria ha avuto problemi a ridargliela e per fortuna scandianese non si concretizza per Breganze questo attacco. Ora Paul Gallifa ancora cerca di metterla in mezzo, poi deviata la palla da Pepe Hernandez che si arrabbia col terreno di gioco perché è scivolato. 13:38 al termine, esce intanto Sgarria, entra Costenaro, Silvio Costenaro, ha realizzato 2 gol in questa stagione. All'indietro ora Stefano Del Santo, tiro di Stefano Del Santo, cerca il primo palo raso terra, poi ci arriva per primo Alex Raffaelli, Franchi, Ballestero, bella palla di Franchi per Ballestero che si era ribellato in un pick and roll come
per usare un termine cestistico. Bella palla anche questa di Ballestero, bravo in questa occasione Costenaro a arrivarci per primo. Dal Santo cerca di mettere la palla in mezzo, Dal Santo vede un'infrazione dello stesso Dal Santo, poi la palla è stata battuta troppo velocemente. Uno sguardo agli altri risultati: Lodi Valdagno 1-0, Montebello Sarzano 1-0, il Trissino che vince a Grosseto 1-0 e il Correggio che vince a Follonica 1-0. Poi c'è l'1-0 di Scandiano su Breganza, le altre partite sono sullo 0-0. Tiro dalla distanza telefonato, leggibile questo di Alex Raffaelli. Dal Santo, tiro accompagnato per il primo vero intervento pericoloso, anche il secondo tiro di Costenaro. Prima grossa occasione per Breganze, il primo parata di un certo livello per Luca Hernandez. A 12:37 il termine praticamente a metà primo tempo. Il risultato che vede sempre Scandiano sull'1-0, vince 1-0 su Breganze. Costenaro all'indietro per Stefano Dal Santo che prende un po' di spazio, fa ripartire l'azione. Paul Gallifa, Costenaro subito su di lui. Ballestero, abbiamo detto, dopo una prima fase di studio Scandiano ha cercato di aggredire subito i portatori di palla, molto spesso con successo, perché abbiamo visto mettere pressione al portatore di palla rossonero. Poi bravo questa occasione Ballestero, poi si tiene con la balaustra, con la mano sulla balaustra Paul Gallifa, gli sta spiegando così molli. Franchi, Hernandez, Ballestero, dove c'è il termine di questo primo tempo. Franchi viene chiuso bene da Costenaro. Per la verità anche Breganze attua una difesa abbastanza aggressiva. Qualche problema ce l'ha nelle ripartenze Breganze, almeno in questo primo tempo. Attenzione, Franchi perde l'attimo per concludere o dare la palla in mezzo a Ballestero. Ora Ballestero, palla per Pepe Hernandez, arriva col guantone Bigarelli a spegnere questa iniziativa scandianese. Dalla valle Gallifa Scandiare dietro porta, cerca di impedirglielo Ballestero in qualche modo, poi la palla viene scaricata dietro. Costenaro, tiro di Costenaro intercettato da Franchi, poi non si avvede che Pepe Hernandez non è andato sulla balaustra, quindi la palla torna in possesso breganzese. Poi Molli vede un'infrazione di Dalla Valle, quindi il possesso torna per i giocatori di casa in maglia bianca. Pressano alto i ragazzi di Sergi Punset, anche loro ovviamente dovranno cercare di recuperare questo risultato, anche se siamo proprio all'inizio ancora di questa partita. Scandiano in vantaggio 1-0. Franchi cerca lo spazio forse per entrare dalla parte sinistra, vediamo tentato, palla dentro per Pepe Hernandez, ha cercato la qualità balistica di Pepe Hernandez. Dall'altra parte un tiro finisce fuori di poco di Dalla Valle, poi a maggior determinazione qua Costenaro a prendere la palla, mentre Ballestero ora di gran carriera arriva, gliela soffia, cerca l'iniziativa personale, poi scarica per Pepe Hernandez. Raffaelli, ancora Ballestero, l'asse difensivo Ballestero Raffaelli, bella palla un po' alta in questa occasione forse di Ballestero, ancora lui a recuperare la sfera, poi all'indietro Franchi. Raffaelli ha molto spazio, Raffaelli può iniziare, ha cercato forse la cosa più difficile il tunnel, ma ha trovato il rigore, perché Costenaro ci ha messo il pattino, quindi ha avuto ragione Alex in questa occasione, ha cercato forse la cosa più difficile, ma ha trovato un tesoro, cioè un rigore, che ora a 10-17 del termine del primo tempo David Ballestero cercherà di realizzare. Tutto pronto. Colloquio con l'arbitro Rondina. Va Ballestero, gol! Gol di Ballestero 2-0 a 10-17 al termine del primo tempo. Gol importantissimo, ha anticipato il movimento di Bigarella che ci è arrivato un attimo dopo. Ballestero, secondo rigore realizzato per lui in questa stagione. La cosa più importante per lo Scandiano è che
si è portato sul 2-0. 10-17 ancora da giocare in questo primo tempo. Chiede scusa il tavolo, è partito un suono imprevisto. Riparte ora, riprende ora la partita dal 2-0 scandianese. Ballestero e Raffaelli, marcatori, Ballestero su rigore, cercherà di cavalcare il momento, vediamo Ballestero, tiro, viene deviata la palla da Paul Gallifa. Ora i giocatori di Sergi Punset lo sanno che devono stare attenti ai tiri da fuori. Cerca a sua volta il tiro dal lato destro Paul Gallifa, non vi riesce, poi fallo di Franchi, di squadra. Rondina gli dice sì, è proprio fallo di squadra. E ora sì, il suono è giusto, è il time out per i ragazzi di Paul Gallifa. A 9,53 dal termine, Scandiano è riuscito a portare a 2 le marcature su questo rigore, un'iniziativa diciamo personale di Raffaelli che ha cercato di entrare in area, iniziativa stoppata, ha cercato il tunnel, ha trovato il pattino e ha trovato soprattutto il rigore trasformato da David Ballestero, esecuzione impeccabile. Mentre la prima rete è stata realizzata dallo stesso Raffaelli. Diciamo che Braganza dopo il primo gol ha faticato un pochino ad arrivare dalle parti di Luca Hernandez, che di fatto ha dovuto impegnarsi e superarsi solo una volta, oltre alla normale amministrazione. Non che Bigarella abbia fatto dei miracoli, diciamo, però almeno in questa occasione, quando invece in altre partite Scandiano faticava tantissimo ad andare a bersaglio, ci volevano veramente tante occasioni. E questo è testimoniato dal fatto che Scandiano è il peggior attacco di questo campionato finora. Anche se dobbiamo tenere sempre conto del computo delle partite giocate per Scandiano. Deve recuperare 2 partite ancora, lo ricordiamo. 9,53 da giocare, vediamo se sono stati cambiamenti, vediamo Agostini pronto a rientrare in questa contesa. In casa scandianese nessun cambio ancora. Riprende il gioco in questo momento Gallifa. Vede il taglio di Del Santo, tiro poco convinto questo di Del Santo, recupera palla Pepe Hernandez, Franchi. Vediamo se i ragazzi di Sergi Punset hanno tratto giovamento da questo time out. Hernandez, Franchi, Ballestero. Gira la porta Ballestero, poi scarica per Hernandez. Cerca una partenza, poi scarica su Franchi, ora Raffaelli, tiro di Raffaelli, viene deviato da Del Santo, ora recupera palla il Braganza, cerca di andare in contropiede dalla valle, troppo lunga qua, recupera palla Pepe Hernandez, un 2 contro 1 Hernandez, Raffaelli, tiro non riesce a realizzare Raffaelli, la prende Bigarella, poi qua dalla valle cerca un numero un po' non nelle sue corde, cerca di superare Franchi, non vi riesce. Raffaelli di fisico, tira, finisce fuori di un soffio. Bravo qua Alex, questa iniziativa che ha lasciato sul posto l'avversario. Forse qua era fallo questo di Costanaro, non è stato ravvisato, niente da Molli. Franchi, molto buono e promettente l'inizio di Raffaelli, oltre al gol, oltre all'iniziativa che ha portato al rigore, anche 2 azioni personali proprio di fisico e tecnica molto valide. Poi bella palla di Franchi, gol di Pep Saez, ma grande assist di Alessandro Franchi, che ha visto il taglio, l'ha visto forse con gli occhi di dietro e ha trovato Pep Saez dall'altra parte. Bigarella era fuori causa e Scandiano si porta a 3 a 8,16 del termine del primo tempo. Festeggia intanto la panchina scandianese, anche se la partita è molto lunga ancora. Palla in mezzo, ora attenzione, grossa occasione per Dalla Valle sulla palla in mezzo di Costenaro. Attenzione qui, difesa scandianese che Braganza cercherà di mettere qualche palla in mezzo con l'uomo davanti. Ballestero cerca spazio all'indietro per Franchi. Bella palla ancora di Franchi,
ora ha cercato il taglio, il tapping davanti a porta Raffaelli, dall'altra parte Costenaro, bravo Pep Sainz a recuperare anche questa palla, contropiede ancora, un 3 contro 2 Franchi, Pep Sainz ancora viene portato fuori da Gallifa, all'indietro per Ballestero, 7:30 da giocare in questo primo tempo, 3-0 per Scandiano, Ballestero, Franchi, ora non è più il peggior attacco, Scandiano ha 10 gol, Raffaelli cerca di entrare in area, ancora Raffaelli, questo fallo è venuto fuori dall'area di rigore, viene un fallo di squadra, molto bravo qua Alex, ancora time out per Sergi Ponset che vede squadra un po' in difficoltà, esce adesso Alex Raffaelli, vuol dire il migliore di Scandiano finora, entra Niccolò Busani, fa il suo esordio questa sera, questa partita che per ora dice Scandiano, ha interpretato meglio la partita e soprattutto ha sfruttato le occasioni, in questa cosa che non avveniva in altre occasioni, quando contro hai una squadra molto forte le prendi, le subisci, in questo caso Breganze è stato controllato dalla difesa scandianese, ha subito 3 o 4 iniziative pericolose, ma Breganze ancora a 0 questa sera. Situazione dei falli, 4 per Scandiano, 3 per Breganze, 7:21 mancano al termine del primo tempo. Punizione scandianese vicino all'angolo alto dalla parte destra di Bigarella. Ballestero tira sul parastimpli dalla Valle, poi ancora Ballestero. Franchi. Franchi per Pep Sainz, terzo gol, anzi quarto gol per Pep Sainz. Franchi cerca il tiro da distanza, viene deviato da Ballestero, la palla finisce fuori, sì, doveva tirare perché stavano scadendo i secondi, sembrava una conclusione azzardata ma non avevamo visto il cronometro. Dal Santo, Agostini che intanto è rientrato, mentre farà ingresso in campo anche, bella palla recuperata ancora da Hernandez, molto bravo qui, Busani, palla in mezzo, un filo lungo per Ballestero, sua prima palla di questa partita, poi bravo qua Paul Gallifa a soffiare, palla su Ballestero che scivola, attenzione un 4 contro 3, Paul Gallifa, dall'altra parte Agostino che ha molto spazio, vediamo se lo sfrutta Dal Santo, cerca di rientrare, finta di tiro, bella iniziativa di Dal Santo, bravo qua, ha cercato il tiro e anche forse una deviazione, sperabile una deviazione. Sottolineiamo gli interventi di Joseph Hernandez che più di una volta è riuscito a soffiare palle e a ripartire, oltre al gol che è passo piuttosto facile perché il metagol è anche di Alessandro Franchi, quello che gli ha fatto. Ballestero, bella iniziativa, Ballestero, tiro centrale e ora il gol di Pep Sainz, ci arriva per primo dopo un attimo di indecisione, anzi no, sembrava Molli aver convalidato il gol, probabilmente ha visto, vado a interpretare, un pattino o il tocco di una parte del corpo, non ho a disposizione un replay per vedere, ma diciamo dal fischio mi era sembrato gol, dopo effettivamente Molli è andato sul punto di battuta delle punizioni come deve essere e quindi il risultato non cambia, rimane 3-0 comunque per Scandiano, ora va un po' a vuoto qua Ballestero, attenzione, palla un po' troppo indietro di Paul Gallifa, un po' di imprecisione. D'altra parte Franchi cerca la palla per Ballestero e ora vediamo Molli va sul dischetto del rigore, ha visto il pattino, sì, lo sta segnalando e ora Ballestero avrà un'altra opportunità su rigore, vediamo se è bravo come nella prima occasione dove ha realizzato il secondo gol scandianese. Tutto pronto, sempre Ballestero contro Bigarella, 5:34 da giocare, Molli ha qualcosa da dire a Bigarella sulla posizione, parte il conteggio, Ballestero fuori, ha cercato di anticipare il movimento, ancora Ballestero, cerca un'altra schiaccia, bravissimo nella prima occasione Bigarella e poi di gran classe Ballestero a una mano, realizza, è stato molto bravo Ballestero, ha tirato fuori, ha recuperato per primo la palla, ha fatto in tempo
a farsi parare un'altra conclusione, a riprendere la palla e buttarla dentro. Ha fatto tutto in brevissimo tempo, in brevissimo spazio, e qua si è vista la grinta, la cattiveria, la tecnica anche, perché ha fatto un bel gol. Ha sbagliato sul rigore completamente, dobbiamo dire, l'ha tirato fuori, ma è stato caparbio, tecnico ed efficace, e ha portato a 4 le marcature scandianesi. Doppietta per lui, a 5:15 al termine. Scandiano cerca di scappare in questa partita, ricordiamo, determinante dal punto di vista della salvezza. Da parte Ballestero qua è molto bravo Agostini a stare con lui, riparte Agostini, Ballestero va ancora su di lui, poi scivola, problemi a rimanere in piedi, poi tira su Franchi, Agostini e Franchi riparte, forse c'era un fallo qua, comunque recupera palla, non fischiano gli arbitri. Dall'altra parte viene deviata la conclusione di Pepe Hernandez, ci arriva con la mano di richiamo Luca Hernandez, ancora Pepe Hernandez, l'abbiamo visto in questa caratteristica in cui è molto bravo, qua non riesce a superare il suo avversario, chiede scusa ai compagni. Battaglin, che intanto è entrato in pista, Gallifa all'indietro dal Santo, una finta cerca di disorientare sul diretto avversario, scarica per Agostini, guadagna spazio, una bella finta, gol di Agostini, bel gol questo di Agostini, iniziativa personale, finta di corpo e palla al set, bravo, è veramente un bel gol. Il tiro non era forse potentissimo, ma ha messo fuori casa Luca Hernandez, che probabilmente è stato ingannato da questa, anche lui, da questa finta di corpo. L'abbiamo visto andare dall'altra parte e la palla infilarsi al suo set alla sua sinistra. A 4:20 del termine Breganze accorcia e si porta sul 4-1. Diamo un attimo un occhio ancora agli altri risultati. Bassano che vince a Forte, Lodi Valdagno 2-0, Sandrigo vince a Monza 1-0, Montebello Sarzana 2-1, ha ribaltato il risultato. Trissino sta dilagando a Grosseto 6-2, Scandiano Berganza abbiamo detto 4-1, e sempre il Correggio Corsaro Follonica per 1-0. Tanto qua mancano 4:20 al termine. Scandiano 4, Berganze 1, riprende la partita Ballestero, Franchi. Ora marcano ancora più forti i giocatori di Sergi Punset, li vediamo andare vicino al portatore di palla, anche a rischiare qualcosa, perché comunque è vero che manca ancora un tempo, però Sergi Punset ha avuto una risposta a questi ragazzi molto giovani, lo ricordiamo, una squadra molto molto giovane. Sicuramente sentiremo parlare anche di questi ragazzi in futuro. Ballestero dietro porta, Franchi cerca una palla dentro, forse chiamato anche alla conclusione da Luca Hernandez, il solito portiere. Quando si sente la stecca di un portiere battere vuol dire che mancano pochi secondi. Poi Gallifa, Agostini, autore del bel gol del Breganze. Però la palla di Del Santo un po' troppo lunga, va a recuperarla Capitan Franchi. Scambio con Pepe Hernandez, ora forse giocherà un po' col cronometro Scandiano, a 3 minuti e 05 da giocare, esce Franchi, rientra Alex Raffaelli. Hernandez, Ballestero, molto buona la partita anche di Hernandez, l'abbiamo detto, molte circostanze anche sporche della partita, nei recuperi palla, che per un attaccante magari non è il marchio di fabbrica principale. Raffaelli lascia sul posto, poi Gallifa, poi cerca con un numero e trova la conclusione di Ballestero, viene stoppata da Battaglin. Pepe Hernandez cerca di aggirare anche lui stesso, ora finiscono i secondi ancora per l'attacco scandianese. Poi qua Raffaelli compie un'ingenuità, qui c'è solo un miracolo di Luca Hernandez, qui Raffaelli non può lasciare la palla agli avversari perché la prendono e sono già nella metacampo scandianese, forse faceva meglio a tirarla lontana. 2:26 da giocare in questo primo tempo, 4-1 per Scandiano su Breganze. Scandiano deve fermare questo buon momento di Breganze, cercare di spegnere le proprie iniziative dalla distanza. Vediamo, infatti ci prova Paul Gallifa cercando Agostini in mezzo all'area,
Riparte Raffaelli, cerca un 1 contro 1 proprio con lui. Ballestero, brutta palla qua di David, se ne impossessa Gallifa, va in contropiede, ma Scandiano è già schierato in difesa, quindi si deve fermare. 1,55 da giocare questo primo tempo, ancora Agostini molto veloce, anzi Battaglini molto veloce, Battaglini e Agostini, un bel pattinaggio, vediamo, sono anche sicuramente più freschi degli altri esterni breganzesi in questa partita. Questa è una conclusione ora. Agostini, poi Gallifa, bravo Ballestero che si allunga però la palla, 1,30 da giocare, Dal Santo, Agostini, mancano, Bigarella chiama i suoi alla conclusione, mancano 2 secondi. Attenzione ora, brutta conclusione di Pol Gallifa dall'altra parte, Raffaelli, gol di Raffaelli, esulta Raffaelli a 1,14. Ingenuità qui di Pol Gallifa che si rammarica, mancava un secondo, ha tirato al volo, conclusione fiacca, Raffaelli come un avvoltoio, è andato davanti a porta, l'ha messo a sedere Bigarelli, ha portato a 5 Scandiano, pesante questo gol per Breganze, pesante perché mancava un minuto, era in un buon momento, se voleva rientrare in partita in questo primo tempo, doveva finire, qua fallo giusto, fallo di squadra. Molli chiama a sé Ballestero, dice l'ultima volta e poi ci sarà il blu. Importantissimo questo gol di Raffaelli perché portarsi con 4 reti di vantaggio dopo che Breganze era nel miglior momento di questa partita, qua l'ingenuità l'ha fatta Gallifa veramente. Poteva mandarla tutto tranne sulla stecca di Raffaelli, il giocatore più veloce in questo momento, più in partita di Scandiano, e in effetti ha segnato. Ora sradica la palla Pepe Hernandez, va in proprio, ora Hernandez, gol di Hernandez, la palla finisce dentro da un po', viene convalidato, ovviamente la rete di Hernandez ha soffiato la palla al suo diretto avversario, si è involato, la conclusione efficace. E Scandiano, bisogna dire che le occasioni questa sera le ha sfruttate, 52 secondi da giocare, 6-1. Breganze è frastornato in questo momento, dovrà riordinare le idee nel secondo tempo. Bravissimo Pepe Hernandez in questa partita, abbiamo detto già da prima, squadra molto concentrata quella di Max Barbieri stasera, non lascia un centimetro, vediamo ancora contropiede sulle ali dell'entusiasmo Raffaelli, palla all'indietro, 23 secondi, attenzione Agostini però in 1 contro 1 con Busani, Busani bravissimo a recuperare palla, poi vede un'infrazione probabilmente di Hernandez da dietro, Molli, infatti decreta la punizione, 6° fallo di squadra scandianese. Siamo contenti di vedere anche qualche fallo di squadra scandianese, abbiamo visto anche con le squadre di maggior blasone, di maggior caratura tecnica, pochi falli scandianesi, non che si debba incitare a fare falli di squadra, ma è sintomo anche magari di cattiveria, anche agonistica delle volte, qualche fallo di squadra per intimidire il proprio avversario. Dal Santo, tiro di Dal Santo, rimpallato da Busani che stava per involarsi da solo in contropiede, 10 secondi al termine, Battaglin, palla per Agostini, 8 secondi, sta per finire il primo tempo, non dovrebbe cercare di lasciargli un'occasione, poi finisce qui il primo tempo di questa partita sul 6-1 per Scandiano su Breganze, e Sandro Ranieri vi dà appuntamento ai secondi 25 minuti di gioco qui dal Palaragnani di Scandiano.
Amici sportivi, bentornati da Sandro Rainieri Regnani di Scandiano per la 11ª giornata del campionato nazionale Serie A1, secondo tempo di questo Scandiano-Breganze sul 6-1 per Scandiano. Il primo tempo nettamente dominato dalla squadra di Massimo Barbieri, doppiette per Raffaelli, Ballestero e Hernandez, la rete momentanea del 4-1 segnata da Pietro Agostini per i ragazzi di Sergi Punset. Ripresa la partita, secondo tempo, Scandiano che attaccherà in maglia bianca da destra verso sinistra, dei vostri teleschermi, Alessandra Tirelli alla camera, Greta Ganassi in regia. Questo secondo tempo che comincia subito con Scandiano, con la conclusione di Raffaelli, autore di una doppietta e a mio avviso il migliore in pista, anche se i giocatori scandianesi hanno interpretato molto bene questa partita, poco impegnati dietro, hanno trovato una buona difesa sui tentativi ospiti. Breganze non è riuscito a imperciare tante volte Luca Hernandez, mentre a differenza di molte altre volte i giocatori scandinavi sono stati molto cinici e hanno sfruttato tantissime occasioni, tante occasioni le hanno sfruttate, e infatti i ragazzi di Massimo Barbieri sono in vantaggio. Questo fallo forse giusto in questo caso di Ballestero, che ha spinto Costenaro. Quindi il settimo fallo di squadra scandianese, 3 ne a Breganze, passato un minuto da questo secondo tempo, 6-1 per Scandiano. Gli arbitri sono Luca Molli e Marco Rondina. Partita molto tranquilla, primo tempo, nonostante si è segnati anche 2 rigori, nessun cartellino blu al momento. Vediamo i quintetti: Breganze in maglia rossonera che attacca da sinistra verso destra con in porta Bigarella, agli esterni Sgaria, Gallifa, Sgaria e Dal Santo. Mentre formazione tipo scandianese, in porta Luca Hernandez, gli esterni David Ballestero, Peppe Hernandez, Franchi e Raffaelli. Ballestero, Raffaelli. Ancora Ballestero, bella palla di ritorno, non riesce a controllarla, qua Raffaelli parte. Abbiamo un buon ritmo in questo inizio secondo tempo, vediamo un Breganze molto volenteroso di andare a riprendere una partita che sembra scappata. Scandiano sembra scappare sul 6-1. Il momentaneo gol, bella parata ora di Luca Hernandez sul primo palo, il momentaneo 4-1 di Agostini aveva portato il miglior momento del Breganze, ma dopo Scandiano è riuscito a riassettarsi quasi subito e a riportare le squadre a distanza di 5 reti, 23 da giocare in questa partita. Bella iniziativa stavolta, brutta conclusione di Sgaria, buona preparazione tra Gallifa e Dal Santo. Ora Dal Santo vede il taglio e la grossa occasione per Costenaro, risponde presente, si distende e para Luca Hernandez. Questa era una buona trama, già la seconda in pochi istanti, quindi Breganze cerca con questi scarichi, con questi contrè tra i giocatori di sorprendere. Ora qua Dal Santo trattiene David Ballestero, fallo di squadra, il quinto dei veneti in maglia rossonera. Raffaelli, Franchi, 3 punti determinanti stasera per chi li coglierà per questa salvezza. Vediamo il Monza che era sotto 1-0 in casa col Sandrigo, nell'altro scontro salvezza, perché di questo dobbiamo parlare, di queste squadre dobbiamo parlare per la lotta a salvezza in questo momento. Grosseto sotto 7-2 contro il Trissino, Grosseto a 6 punti. Prossima partita per le due squadre: Scandiano mercoledì per la 6ª giornata contro il Follonica, Breganze in casa contro il Grosseto. Dall'altra parte tiro di Ballestero deviato da Peppe Hernandez proprio all'ultimo secondo, disponibile per il tiro, mentre ottavo fallo di squadra scandianese. Questa è una grossa occasione. Hernandez, specialità della casa, la deviazione sotto porta, finisce sul palo interno. Sembra contento Sergi Punset dell'atteggiamento della propria squadra, che era un po' frustrata e avvilita, soprattutto dopo il 4-1 quando ha subito i 2 gol, ovviamente problemi
diciamo, più che altro mentali anche, perché comunque è vero che Scandiano viene da una sconfitta di 8-1 a Lodi, ma Breganze ha perso 13-1 in casa col Forte, quindi sicuramente ha influito non poco, ha giocato in settimana, si gioca ogni 3 giorni, adesso trova Paul Gallifa in area, la sgarria, ma Paul Gallifa non è preciso, bellissima palla ora di Pepe Hernandez, a una mano Raffaelli, cerca di spingerli in porta, non vi riesce, bellissima iniziativa, poi il pattino qui di Raffaelli. Si rammarica Raffaelli, sì, lo capiamo perché Pepe Hernandez gli ha dato veramente una palla sontuosa. Sgarria, Costenaro, Dal Santo, 20-50 da giocare, 6-1 per Scandiano, Gallifa per Sgarria, scambiano i due dietro porta, cerca il taglio di Dal Santo all'indietro, ora Gallifa, tiro di Gallifa potente, impreciso, si avventa sulla palla Pepe Hernandez, fa ripartire Raffaelli che cerca di correre verso l'area avversaria, poi si ferma, gioca per Franchi, capitano scarica sul Ballestero, insiste molto sul quintetto diciamo titolare, Massimo Barbera, ha avuto delle grosse risposte, va detto, in termini di precisione, concentrazione. È entrato il solo Nicolo Busan per il momento, poi infrazione, Breganzese porta sempre il possesso scandianese, Raffaelli, tiro di Raffaelli sul pattino di Franchi, fortunato qui, cerca di partire in contropiede Dal Santo, chiama il suo compagno Costenaro, viene respinta la palla da Franchi, Raffaelli, Hernandez, Ballestero all'indietro per Pepe Hernandez, Hernandez, ancora Ballestero, tiro di Ballestero, pulito, ha avuto un'occasione centrale, è stato bravo Bigarella a respingere, cerca di ripartire ora, bella difficile questa, Costenaro per Sgarria che si va un po' ad avventurare in area, cerca il primo palo, per un palo non lo trova, dall'altra parte ancora Gallifa, cerca il tiro di taglio, ormai prende di testa Sgarria, poi chiede la pulizia della pista, Molli. I giocatori ne approfittano per prendere un po' fiato perché questi primi 6 minuti sono stati a ritmi molto alti e quindi nel mantrano 19-13, sempre Scandiano, il risultato è quello del primo tempo, 6-1 per Scandiano, 8 falli di squadra per Scandiano, 5 per Breganze. Diamo intanto un'occhiata agli altri campi, Lodi Valdagno 3-2, Bassano che vince sempre a Forte 1-0, anzi Lodi Valdagno 3-3 in questo momento, Sandrigo che vince a Monza 1-0, Montebello Sarzana 3-2, Trissino sempre in vantaggio 7 reti a 3, stavolta più di siete, Torreggio che vince sempre a Follonica 1 rete a 0. Tutto pronto per riprendere, Ballestero, palla per Hernandez, all'indietro Ballestero, Hernandez, sempre marcatura a uomo, poi Raffaelli cerca di andare in proprio, poi trova Ballestero sulla sua strada, Pepe Hernandez, Franchi, all'indietro Raffaelli, Hernandez, Franchi, Ballestero, Hernandez cerca di fare trascorrere un po' tutti i secondi prima di andare al tiro, squadra scandianese, Hernandez riesce caparmente a prendere la palla, è stato impreciso qua per Franchi, deve tirare, non vi riesce, e la palla per poco non trovava un taglio di Hernandez proprio davanti al suo marcatore, non se ne è avveduto qua, giocatore spagnolo in forza Scandiano, Sgarria, Agostini che intanto è rientrato, l'autore dell'unico gol breganzese, bravo Ballestero a soffiare palla, contropiede, Franchi non vede sbocchi, palla dietro, Hernandez, bella prova di Hernandez questa sera, oltre alla doppietta, begli assist, buone iniziative, bravo in difesa.
Franchi, capitano avanza, cerca il blocco di Ballestero, cerca di entrare in area, vi riesce. Poi la palla finisce Hernandez all'indietro, Ballestero, 15 per tirare, Raffaelli. Si libera di Del Santo, un bello stile, Raffaelli, tiro accompagnato sul primo palo, respinge Bigarella, ancora Raffaelli, Ballestero, tiene palla Scandiano, Hernandez, ancora Ballestero. Si fida anche al possesso palla, ora Scandiano non va dentro, tutti i colpi, lamentava Barbieri un po' di fretta, in imprecisione e anche di fretta nelle opzioni d'attacco anche a Lodi. Si andava troppo presto al tiro, si manteneva poco palla. Qua sta succedendo quello che vuole lui, cioè mantenere la palla e andare al tiro in sicurezza, con azioni più ragionate, soprattutto quando te lo puoi permettere quando sei sopra di 5 gol, questo va detto. Sgaria, Costenaro, Agostini, Del Santo, tiro dalla distanza, finisce fuori di tanto. Prende la palla Agostini, ci prova lui, finisce fuori ancora la palla, Ballestero la fa sua. Dall'altra parte c'è per Raffaelli, Raffaelli davanti a sé, Agostini cerca di entrare in area, va fuori, dietro porta, più sicuro Alex, l'ho visto anche molto più sicuro e più tonico dal punto di vista fisico, Ballestero, palla in mezzo, non c'è nessuno perché Raffaelli non è andato, quindi Agostini, 16-5 da giocare. 6-1 per Scandiano. Costenaro va dentro l'area, ci arriva Luca Hernandez, in qualche modo la palla finisce ad Agostini che da ultimo uomo riparte, cerca la conclusione, ci arriva Raffaelli, lo stop, poi fallo di Raffaelli, attenzione Alex qua, nono fallo scandianese, qui si avvicinano, protesta Raffaelli, Molli anche lui. Anche per lui viene segnato nel taccuino dell'arbitro di Viareggio, mentre è pronto Chicco Casali a entrare in pista, probabilmente al posto di Raffaelli, vedremo, lo deciderà Barbieri. Costenaro, Sgaria, all'indietro per Agostini, per l'ultimo uomo del Santo che va a sbattere contro Ballestero, corretta questa posizione, poi Ballestero non trova Hernandez che la soffia, Sgaria, attenzione, Sgaria finta, Sgaria lo ipnotizza Luca Hernandez, che compra una gran parata, dall'altra parte Franchi da solo, Franchi mette la palla in mezzo, palla che viene ripresa da Costenaro, poi Del Santo sbaglia controllo, era una grossa occasione qua per Breganzi, un 2 contro 1, squadre un po' stanche, entrambe, quindi Franchi decide di fermarsi un attimo, poi per Hernandez tiene palla, sempre pronto Chicco Casale, vediamo chi esce, si prepara anche Paul Gallifa, palla in mezzo ora, attenzione, bella palla ora di Pepe Hernandez, poi ci mette un po' troppo qui a caricare Ballestero, dall'altra parte Sgaria, bella palla per Costenaro, ancora una volta Luca Hernandez, protagonista in queste due occasioni, Raffaelli, e allora bella parata di Bigarella, anche se la conclusione era centrale, esce Del Santo, entra Gallifa, Agostini, da solo attenzione Luca Hernandez che non te li perdonano tutti, interventi col bastone, ne abbiamo contati già 4 o 5. Discute un po' con Rondina, Luca Hernandez riprende il gioco intanto, Sgaria cerca il taglio di Agostini, non riesce a concludere, Raffaelli, Hernandez, 14-20 da giocare, Franchi, Ballestero, Franchi cerca il blocco di Ballestero, arriva davanti a Bigarella, poi con caparbietà, un po' con mestiere, anche troppo mestiere, Costenaro, ed è un tiro di rigore, è stato ingenuo qua, Costenaro non ha visto dove era probabilmente, perché sennò non avrebbe commesso un fallo abbastanza stupido, dobbiamo dirlo, perché in area una spinta cambia qualcosa, ed è rigore, si va sul dischetto Raffaelli,
tenta lui di arrivare alla tripletta, a 14:06 da giocare, 6-1 per il momento a favore di Scandiano. Tanto è entrato Casali al posto di Ballestero. Tutto pronto. Va Raffaelli, la prende Bigarella. Tiro potente, anche abbastanza preciso, però è andato dalla parte dove voleva Bigarella. Quindi nelle statistiche dei rigori Scandiano peggiora. Il risultato rimane sul 6-1. Palla è rimasta incagliata nel tetto, quindi necessaria la sostituzione della stessa, quindi Casali, Franchi, 14 da giocare, Raffaelli, Hernandez, Franchi, Casali tocca la sua prima pallina in questa partita, Hernandez all'indietro, Franchi, Raffaelli, ancora Franchi, palla dentro per Casali, non ci arriva. Ora il fallo non di squadra, ma si tratta solo di infrazione di Paul Gallifa. Franchi vede partire Pepe Hernandez, ha davanti a sé Agostini, scarica ancora su Franchi, 13:25 al termine. Franchi non lo molla Costenaro, va dietro porta con lui, lo segue anche in bagno. Raffaelli, finta di tiro, cerca e guadagna spazio, bravo Raffaelli, ma rimane con lui Gallifa, poi perde palla Raffaelli, sgaria Gallifa, un po' su se stesso, Cincespica, 2 contro 1, Raffaelli, palla per Hernandez, palo interno di Hernandez, bella iniziativa. Si consultano Molli e Rondine, attenzione. Si avvicinano, diciamo, e si parlano. Vado a interpretare, Molli forse ha visto qualcosa di più di un palo interno, Rondina gli dice no, ho visto tutto io, la palla non è entrata, probabilmente sarà andata così. Fatto sta che Pepe Hernandez ha compiuto una gran giocata davanti a porta, contropiede gestito bene qua dai ragazzi di Mister Barbieri, con Raffaelli, finta di tiro, scarico su Hernandez, un pallonetto, ha messo a sedere il portiere Bigarella, però la palla non è entrata e siamo d'accordo con Rondina. Raffaelli cerca di far fuori il suo diretto avversario, poi scarica su Franchi, 12:15 da giocare, siamo a metà secondo tempo. Casali, Hernandez, prende la palla Dalla Valle che è rientrato intanto in pista, non ha visto la corrente Paul Gallifa, messo in ottima posizione Franchi, già dall'altra parte, velocità di Franchi, Raffaelli, palo di Raffaelli, ha preso il set qua, altro contropiede gestito bene ma sfortunata anche in questa occasione Scandiano, secondo palo, poi ottimi interventi di Luca Hernandez che in questo secondo tempo è stato chiamato in causa più volte e ha sempre risposto presente. Ed adesso il gol, Dalla Valle ha messo la palla in mezzo, Paul Gallifa, Dalla Valle ci è arrivato per primo, ha anticipato sul primo palo Luca Hernandez, porta 2 Breganze, Scandiano 6, Breganze 2, 11:40 da giocare. Attenzione ora che Scandiano non deve complicarsi la vita, ricordiamo che ha 9 falli da un po' e Breganze ha appena segnato, quindi è la prima marcatura di questo secondo tempo. Hernandez, sfortunata, Scandiano in un paio di occasioni nei contropiedi, erano comunque stati gestiti bene, ma imprecisi per poco. Ora qua si avventura un po' troppo. Ballestero non deve commettere falli, attenzione, almeno un fallo se commetterà in 11 minuti e 16, però ci sono dei momenti tipo questo in cui Breganze è carico, il Breganze che con la solita iniziativa. Ora time out, crediamo, è Sergi Ponset che lo chiede a 11:02, probabilmente vorrà
organizzare qualche attacco, qualche iniziativa in più, visto che vuole sfruttare il momento, probabilmente andrà a cercare un fallo anche a questa squadra, se vuole riavvicinarsi a Scandiano, che è in vantaggio per 6-2. Andrea Dalla Valle ha realizzato questo gol in anticipo. Vediamo gli altri risultati. Lodi Valdagno 3-3, Bassano a Forte sta vincendo 3-0, il Sandrigo Monza sta vincendo 2-0, Montebello Sarzana 4-3, partita molto tirata. Grosseto torna in partita invece 5-7 in casa col Trissino, 6-2 Scandiano Breganze e 1-1 Follonica Correggio. Scandiano in questo secondo tempo, Briganza ha fatto sicuramente qualcosa di più, sicuramente si è fatto sentire l'allenatore dei Veneti. Scandiano comunque ha continuato a giocare, a impensierire la retroguardia briganzese, non si è seduta sui gol già segnati, anzi ha ribattuto colpo su colpo l'iniziativa venete, ha stampato 2 pali in 2 azioni consecutive, quindi è stato anche sfortunato, ma ovviamente ci sta. (11:02) da giocare, Scandiano 6, Briganze 2, 9 falli di squadra scandianesi contro 5 quelli veneti franchi. Prevedevamo, in effetti è così, che adesso la marcatura a uomo sarà un po' più asfissiante, andrà a disturbare, come in questo caso, che recupera palla Breganze, si deve credere. Bella palla di Agostini che cerca la conclusione Battaglin, poi Franchi è in area, non vuole commettere ingenuità, lascia il possesso, non vuole commettere soprattutto falli in area che porterebbero a rigore e manterrebbero i suoi 9 falli. Dall'altra parte cerca un tiro Battaglin. Agostini, palla per Dalla Valle, autore del secondo gol briganzese, poi Dalla Valle lascia la stecca per terra, riprende Pepe Hernandez, non se la sente andare 4 contro 3, Ballestero, Franchi, Hernandez, lascia come prima punta Chicco Casali, Barbieri, poi qui interviene a detta di Molli correttamente, però c'è Pepe Hernandez a terra, le mette un colpo alla testa, chiaro che deve fermare il gioco, un giocatore a terra non può lamentarsi la panchina, per la verità non si è lamentata la panchina briganzese ma Bigarella. Pepe Hernandez era a terra, non per un fallo commesso dai giocatori in maglia rossonera. Ora Molli chiama a sé Bigarella, gli spiega: non devi protestare, io ho fermato il gioco solo perché c'era un giocatore a terra e quindi non penalizzerò nessuno dei tuoi compagni di squadra, ma devo fermare il gioco perché il regolamento lo impone. 9:54 da giocare, 6-2 per Scandiano. Tutto pronto, si riprende a giocare col possesso dei giocatori in maglia rossonera. Battaglin, Dalla Valle, bravo, molto bravo Dalla Valle, molto grintoso, lo vediamo con delle buone doti, un giovane ragazzo maglia veneto. Ora brutta palla di Franchi, Agostini, buon momento per il Breganza, Agostini ci crede, va avanti, di gran carriera, un po' qualche difficoltà nel controllo, Ballestero lo porta verso l'angolo, poi soffia palla in maniera fallosa, questo è il 10° fallo e adesso sì che è il buon momento per Breganza e chiede ora il time out, crediamo, Massimo Barbieri, anzi no, non è il time out, è il 10° fallo per cui si è suonata la sirena per la punizione di prima, quindi Paul Gallifa davanti a Luca Hernandez, una punizione di prima su 5 realizzata da Gallifa.
parte Gallifa, alza, schiaccia, non riuscito. Attenzione, ora le ribattute, deve arrivarci prima qua la difesa scandianese, ci è arrivato ora Casali, ha cercato un alzo e schiaccia, ma si è visto quasi subito che la palla era finita un po' troppo alta per essere schiacciata a dovere. Poi Pepe Hernandez lamenta un colpo della Valle, non abbiamo visto sinceramente. Casali, Hernandez perde palla, brutta palla questa palla di Hernandez, dalla Valle, tiro accompagnato, accompagna la sua conclusione Luca Hernandez, poi bella palla di Franchi, toccata col pattino. Ha visto il taglio di Pepe Hernandez, come in occasione del primo gol di Pepe Hernandez, poi ci arrivano Franchi e Pepe Hernandez nel contropiede però non trova compagni, Ballestero, quindi mantiene il possesso scandiano, 8:20 da giocare. Recupera una palla vagante Chicco Casali, cerca di mantenerla, poi se la allunga. Battaglin, 8:10. Ancora da giocare, Ballestero ora, fasi un po' confuse, squadre sono spesso in contropiede e finiscono per avere meno lucidità nel controllo di palla. Rientra intanto Raffaelli, fa spazio Casali, Ballestero, Franchi. Molto più convinta la squadra dei ragazzi di Sergi Punset in questo secondo tempo, l'abbiamo vista lottare ad armi anche pari contro Scandiano, abbiamo visto delle buone trame. Bella palla ora di Franchi per Ballestero che stavolta riesce il tap-in per il 7° gol scandianese, terzo di Ballestero. 7:30 da giocare, Scandiano 7, Breganze 2. Ottima palla anche stavolta, seguire il taglio di Ballestero che l'ha toccata anche piano ma in maniera efficace, che è finita alle spalle l'ennesima volta di Bigarella. Valdagno vince a Lodi 4-3, Forte dei Marmi 2 gol in un amen, vince sempre il Bassano 3-2, Sandrigo prende il largo a Monza 3-0, Montebello Sarzano sempre 4-3, sempre Trissimo in vantaggio Grosseto 7-5, Scandiano Breganze abbiamo detto 7-2, Follonica che vince col Correggio 2-1. Scandiano manca 7:30 ora. 5 le reti di distacco tra le due squadre. Ballestero ha portato a 3 quelle personali. Abbiamo visto più volte chiamato in causa stavolta in questo secondo tempo il portiere scandianese. Breganze ha fatto sicuramente qualcosa in più nel primo tempo quando subito molto più spesso le iniziative scandianesi. Vediamo che si prepara Filippo Fontanesi, probabilmente entrerà in campo. Dall'altra parte un tiro veramente brutto di Gallifa, per un attimo non stava diventando una buona occasione per Costenaro. Poi Franchi, vengono raddoppiati, Raffaelli, vengono raddoppiati i portatori di palla scandianesi, lottano fino in fondo i giocatori veneti. Pronto Filippo Fontanesi al cancelletto, va quasi dentro la porta e dalla Valle poi stoppa quasi contro il palo. Poi Hernandez parte, cambio di passo di Hernandez, poi perde palla. Attenzione, Scandiano deve mantenere la lucidità perché la partita non è finita. Intervento ora di Luca Hernandez su Sgarria, poi Gallifa, iniziativa, tiro centrale, ribatte ancora Luca Hernandez, Franchi, Raffaelli, parte Raffaelli, attenzione, fa fuori 2 Pepe Hernandez dall'illusione ottica del gol, la palla finisce fuori sull'esterno della rete. Bravo Raffaelli qua a lasciare sul posto 3 avversari, le doti fisiche ci sono indubbiamente, oltre anche qualcosa di tecnico. Fallo in blocco di Ballestero, con un po' troppo evidente questo blocco, è stato fischiato da entrambi gli arbitri. 6:15 da giocare. Sgaria, brutta palla di Dalla Valle, poi nel rimpallo, diciamo, possesso sarà scandianese. È entrato Filippo Fontanesi, gli ha fatto spazio Luca Hernandez,
Buona partita di Hernandez, ha giocato molto bene, ha fatto il suo, ha fatto dei gol, degli assist, degli interventi difensivi, no, ha fatto molto bene, uno sicuramente dei migliori. Raffaelli, cambio di stack di Raffaelli, attenzione, palo di Raffaelli, ancora grandi doti fisiche e tecniche in questo caso, palo fotocopia di quello precedente, stavolta azione personale, ha lasciato il posto all'avversario, ora poi in trance agonistica, lo vediamo, adesso perde palla. 5:35 da giocare, sgaria, palla in mezzo, interessante per Dalla Valle, poi la recupera lo stesso Raffaelli, gioca per Franchi, sta con lui, sgaria, non lo molla un attimo, Ballestero, poi finiscono i secondi di disposizione per Scandiano per il possesso, rientra Dal Santo intanto, sponda Breganzese. 5:19 da giocare, 7-2 per Scandiano. Dal Santo, Dalla Valle, Gallifa, indietro per Dal Santo, da ultimo uomo, cerca un po' di fortuna, poi la trova e sgaria il più lesto, 2 volte è entrato nella difesa scandianese, in doppia ribattuta. La prima volta è riuscito Luca Hernandez, è la seconda, ribadito in rete per il 7-3, a 5:05 dal termine. Raffaelli, Franchi, partita non è finita, scadono i secondi per Scandiano, Scandiano deve ancora soffrire, questa partita non è ancora chiusa, vediamo 4 minuti e 55 nell'hockey, sono ancora una vita, vediamo se Breganze riuscirà a mantenerla in vita questa partita. 7-3, Franchi è il primo a arrivare, Franchi un pochino stanco, vediamo un pochino. Anche se c'era arrivato per primo in questo caso, poi probabilmente ha tenuto la palla sulla balaustra, anzi no, palla 2, viene recuperata la palla dello stesso capitano scandianese. Marcati molto stretti, ora Fontanesi tocca la sua prima pallina, attenzione, può mandare in porta Raffaelli, Raffaelli su Ballestero nell'angolo, cerca di destreggiarsi con la tecnica, poi mantiene palla Scandiano, deve far trascorrere un po' di secondi, in sicurezza, diciamo, Raffaelli qua la perde però, chiede scusa. Dal Santo, dall'altra parte, da lontanissimo, trova Luca Hernandez, Gallifa, cerca di entrare in area, attenzione, ci arriva Gallifa, si crea una grossa occasione, poi bravo Filippo Fontanesi qua, attenzione, Molli ha visto un fallo di Fontanesi, ha visto probabilmente una stecca alta Del Santo che lamenta una contusione alla mano, Molli dice ho visto, e quindi Gallifa a 3:57 dal termine avrà l'opportunità, con una punizione di prima, di riaprire la partita di fatto, e se non ci riuscirà comunque Breganze avrà il power play. Non è stato un intervento cattivo quello di Fontanesi, figuriamoci, probabilmente è stato sfortunato a ritrovarsi con la stecca alta in un brutto contesto. Molli era lì, fischiato. Ancora Paul Gallifa contro Luca Hernandez, finta di tiro, alza e schiaccia, ci arriva di gamba stavolta Luca Hernandez, compie un autentico miracolo, si applaude, attenzione ora Franchi, prende ancora palla, attenzione dall'altra parte Sgari, cosa si è mangiato, e stavolta bravissimo Luca Hernandez, però qua bisogna buttarla via la palla. Luca Hernandez è stato molto bravo in 2 occasioni, sia nella punizione di prima sia nella seconda ribattuta. Ora Ballestero, Scandiano è in inferiorità numerica in questi 3:28 da giocare, ma riesce a mantenere la palla, più la mantiene meglio è, ovviamente, la sparacchia via più lontano possibile Franchi. Devono fare trascorrere questi minuti in inferiorità numerica Gallifa
cercato la stessa conclusione di prima. Hernandez ci ha messo la gamba. Dalla valle Gallifa, tiro di Gallifa, respinge prima Luca Hernandez, poi la Sparacchi ancora lontano, Capitan Franchi. 2,55 da giocare, 7-3 per Scandiano. Naturalmente andrà tenuto anche conto del risultato finale in vista anche del ritorno per un eventuale arrivo a pari punti. Si tiene conto delle reti nello scontro diretti, quindi è importante anche questo. Sempre Valdagno che vince Lodi 4-3, Bassano che vince Forte 3-2, Sandrigo vince Monza 3-1, Montebello Sarzana 4-4, partita tiratissima anche prima, l'abbiamo detto. Trissino sempre 7-5, finale ora finita 4-4 Montebello Sarzana. E finale anche a Grosseto dove Trissino si è imposto 7-5, Follonica Correggio 3-1, 4-4 Lodi Valdagno. Partite tutte abbastanza tirate, quello col maggior distacco è qui a Scandiano 7-3. .42 da giocare ancora. Gallifa si è sbagliato 2 punizioni di prima, ancora in inferiorità numerica Scandiano, lo ricordiamo. Gallifa, finta di tiro, Sgaria, posizione impossibile questo per fare gol, probabilmente cercava una deviazione. Poi bravo Dalla Valle a mettere il corpo davanti a Ballestero, a impedirgli di partire. Gallifa, ancora finta di tiro, Sgaria guadagna spazio sul primo palo, bravo Luca Hernandez, dal Santo, dalla posizione centrale, non tira. Gallifa, tira lui, fuori. È una manna per Ballestero, poi Raffaelli la butta fuori. Il possesso deve essere Breganzese, così è. Dalla Valle non li deve fischiare. Gallifa, dal Santo, ancora Gallifa, 2 da giocare, sempre 4 le reti di distanza tra le due squadre. Finta di tiro di Gallifa, Sgaria, ancora Gallifa, Sgaria, cerca spazio Sgaria, non riesce a concludere. È rientrato intanto Hernandez, Filippo si raccomoda in panchina, ora vediamo Gallifa. Gallifa, ci arriva Ballestero, riconquista palla. Detto che Scandiano vince questa partita. Andiamo per Hernandez, ormai 1 minuto e mezzo da giocare. Scandiano vince questa partita meritatamente, va detto, anche se l'ha messa in ghiacciaia nel primo tempo. Un tempo in vantaggio per 6-1, poi ha controllato, ha avuto delle grosse occasioni nella ripresa, ma ha subito anche l'iniziativa del Breganze che ha giocato obiettivamente meglio rispetto al primo. Intanto triplo conclusione, Scandiano è andato un po' in apnea in questo finale, ha lasciato un po' troppe palle vaganti in area. Franchi ora riparte, 1 minuto ancora da giocare. Bella iniziativa ora, bel contropiede, tutto di prima, Ballestero, Hernandez, la palla finisce fuori, ora Dalla Valle lamenta un colpo, partita che si è un po' incattivita in questi ultimi minuti, occhiisticamente parlando, solo di vera agonistica. Palla dentro per Dal Santo, traversa di Dal Santo, è uscito intanto Franchi, è rientrato Filippo. Fontanesi, Raffaelli, parte Raffaelli, attenzione contropiede Ballestero, Fontanesi solo davanti a porta, Fontanesi non riesce a realizzare neanche Ballestero, peccato. 25 secondi al termine, ora si aspetta il fischio finale. 7-3 per Scandiano. Prossimi impegni abbiamo detto mercoledì, contropiede, attenzione Ballestero, Ballestero Fontanesi, ancora Fontanesi, non riesce nella seconda occasione contro Bigarella. Intanto la partita finisce qui, Scandiano vince contro
Breganze 7 reti a 3, guadagnare questi 3 punti fondamentali. Prossime partite mercoledì prossimo per la sesta giornata, un recupero Scandiano-Follonica, Breganze Grosseto. Questa partita dove Scandiano meritatamente vinto 7 reti a 3. Sandro Rainieri, Alessandro Tirelli, Greta Ganassi vi danno appuntamento a mercoledì prossimo.